Autonomia, piede premuto sull'acceleratore da parte della maggioranza giallo-verde, approvata da Camera e Senato su richiesta dei capogruppo di Lega e Movimento 5 Stelle una risoluzione che impegna l'esecutivo a garantire maggiore autonomia a Veneto e Lombardia in piena attuazione dell'articolo 116 della Costituzione. Un'accelerata, quella dell'Aula parlamentare, accolta con entusiasmo dalla Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani, che ringraziando deputati e senatori sottolinea la chiara volontà del governo di arrivare all'attuazione del regionalismo differenziato sia per chi ha già formalizzato la richiesta di autonomia sia per le regioni che ancora devono farlo. Un passo che con ogni probabilità rientra nelle concessioni reciproche che Lega e 5 Stelle stanno mettendo in atto nell'ambito del DEF per salvaguardare quell'equilibrio delicatissimo sui rispettivi elettorati dalle sensibilità indubbiamente molto diverse. Il Carroccio vorrebbe tutto e subito, i 5 Stelle pare preferiscano un percorso più graduale. Tant'è, sul fronte opposto non mancano le perplessità e le obiezioni, soprattutto sull'aspetto dei criteri da adottare per concedere le maggiori competenze richieste, come quelle sollevate dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, che vorrebbe una maggiore autonomia per tutte le regioni che chiedono l'allargamento delle prerogative previste dalla Costituzione e considera poco realistica la richiesta di trattenere i 9 decimi delle tasse combinate alle 23 materie, tanto cara al Veneto e al presidente Zaia.